Noi andiamo avanti parlando di lavoro con la proposta di Confartigianato Veneto per far ripartire l'occupazione, riformare gli ammortizzatori sociali e potenziare i percorsi di formazione e ricollocamento degli addetti delle imprese più in difficoltà. Rossana Caviglioli. Ci sono imprese che stanno reagendo bene alla crisi, addirittura aumentando il fatturato, e altre che sono in grave difficoltà. Presto tutte si troveranno ad affrontare la fine del blocco dei licenziamenti. In questo periodo, è la proposta di Confartigianato Veneto, è necessario ripensare gli ammortizzatori sociali in modo da potenziare gli incentivi all'occupazione, la formazione e il ricollocamento dei lavoratori verso settori in cui manca manodopera qualificata. Noi dobbiamo lavorare per mettere in linea domanda e offerta del lavoro. Ricordo che anche in alcuni nostri settori avevamo un problema di trovare occupazione fino a prima della pandemia, e con la ripresa il problema si produrrà. Tra i comparti a maggiore richiesta, quello dell'edilizia e delle installazioni, spinti in questo periodo da incentivi ed ecobonus. In altri casi, i lavoratori possono essere accompagnati alla pensione in modo da cercare di tutelare, per quanto possibile, i dipendenti più giovani. Per questo, tra le richieste, c'è quella di un allargamento degli incentivi all'esodo anche alle imprese più piccole. Non possiamo mettere in contrapposizione imprese e lavoratori, perché ci deve essere data la possibilità alle imprese di riorganizzarsi a seconda del futuro che loro vedono, ma soprattutto bisogna stare attenti dall'altra parte a dare il giusto sostegno a chi oggi non ha un lavoro.